Ciao a tutti carissimi amici del Go e ben ritrovati sul mio canale. Ricomincio dopo un po' di tempo di pausa questi video sui Joseki for Dummies per prendere al volo, diciamo, l'occasione che mi è capitata di recente. Michael Redmond, che è il famosissimo nono dan americano che gioca per la Nihon Ki-in, ha di recente pubblicato dei video sul suo canale dove parla di un argomento molto dibattuto nell'ultimo anno e mezzo, forse qualcosa di più, ovvero dell'invasione sul Sansan. Bene, come chi è più addentro al gioco sicuramente già saprà, l'invasione sul Sansan è sempre stato un argomento estremamente interessante, però negli ultimi anni, appunto, con l'avvento delle intelligenze artificiali è stato messo tutto quanto in discussione, perché si è notato che le intelligenze artificiali più potenti giocano spesso delle varianti che appunto hanno scardinato un po' quella che era la credenza più radicata nell'invasione del Sansan. Avevo dei dubbi a riguardo e ho provato a fare una domanda a Michael Redmond sul suo canale YouTube e sperando che mi rispondesse, anche se avevo in realtà pochissime speranze che lo facesse, visto che è seguito da moltissime persone, e invece mi ha risposto, mi ha chiarito un attimino un dubbio, e per cui volevo battere il ferro finché era caldo e cercare di trasformare, diciamo, in italiano quello che lui ha spiegato. Io comunque lascerò il suo video qui in descrizione. Ha detto che se raggiungerà un certo numero di visualizzazioni proseguirà con questa sua analisi, per cui questo speciale Joseki for Dummies dedicato all'invasione sul Sansan potrà avere anche delle successive puntate. Tanto i Joseki sono infiniti, potremo fare video finché vogliamo. Ma cominciamo quindi la nostra analisi. Le varianti che propone Michael Redmond partono da un postulato, ovvero che il classico Joseki delle invasioni del Sansan sia ormai defunto ed estinto, così come dice lui proprio letteralmente nei suoi video. Estinto, questa è la parola. Perché parte appunto da un presupposto, che effettivamente, questo lo si sapeva anche prima, l'invasione classica del Sansan portava un grandissimo scompenso tra il nero e il bianco, al punto che non si potesse quasi considerare Joseki, nel senso che il Joseki, come tutti ormai sappiamo, porta vantaggio sia da un lato che dall'altro. Mentre il Joseki del Sansan classico, che andiamo a vedere giusto così per ripassarlo e per propria cultura, era invasione del Sansan, estensione di bianco, nero va qui, anè di bianco, nero va sopra, bianco continua, nero continua, bianco viene qui, nero, bianco, nero e bianco. Eccolo qua. Questo Joseki in effetti porta sicuramente la vita e qualche punto per nero sull'angolo, ma un enorme azzumi di bianco verso il centro. Era quindi reputato che il vantaggio tattico di bianco in questa posizione fosse estremamente superiore a quella di nero. Se giocato soprattutto nelle fasi iniziali della partita, questo gap di influenza di bianco poteva essere decisivo. Viceversa, se questo Joseki fosse stato giocato molto più avanti nella partita, nel medio gioco, con buona probabilità sarebbe potuto riuscire male, perché nel medio gioco ormai gli angoli tipicamente cominciano a essere chiusi, di conseguenza riuscire a sviluppare tutto il Joseki, se ci sono altre pietre di bianco in giro, sarebbe potuto risultare difficile. Ecco quindi che fare questo Joseki nelle fasi iniziali della partita sarebbe potuto risultare una lama a doppio taglio. Di cosa si sono accorti allora i professionisti giocando contro le intelligenze artificiali? Beh, si sono accorti che se invece di fare questo anè in questa posizione si continua e di conseguenza bianco continua da quella parte, si crea una forma tale per cui questo taglio può essere una minaccia interessantissima per nero. Ecco quindi che l'invasione che fa nero in questa posizione si rivela fruttuosa, perché, adesso lo vedremo, riesce comunque a rubare i punti sull'angolo di bianco e a vivere, e poi riesce a fare qualcosa anche in questa posizione.
Allora, in che modo? Allora, Michael Redmond nel suo esempio parte da un principio molto semplice. Dice, se nero per esempio giocasse in questa posizione, bianco può dare due tipi di risposte. Allora, se bianco giocasse in questa posizione qui, nero potrebbe, con un keima o non un keima, cominciare a puntare verso quel taglio. E quindi di conseguenza bianco potrebbe eventualmente andarselo a proteggere e nero qui avrebbe la possibilità di fare qualcosa, una base per esempio per ancorarsi, oppure magari dividere i due gruppi. Ecco comunque che per questo problema qui nero è riuscito a creare del danno. Se bianco invece decidesse di venire da questa parte, nero qui ha una sua pietra e potrebbe tranquillamente estendere, vedete, e creare un moio importante in questa direzione. E se invece di questa pietra di nero ci fosse una pietra di bianco, nero potrebbe fare per esempio un kakari d'angolo al quale bianco potrebbe per esempio difendersi, ed ecco per esempio che nero anche qui sarebbe contentissimo. Bianco da questa parte invece renderebbe tutto il suo muro molto inefficiente, perché con questa pietra qui vicino, anche se volesse fare per esempio un Toby o un Niken Toby, certo avrebbe un'influenza molto importante, però creerebbe un moio in centro al Goban che frutterebbe pochi punti e non sfrutterebbe al massimo tutta l'influenza che ha questo muro di bianco qui. Cosa hanno notato quindi i professionisti? Beh, hanno notato che in ben 60 partite AlphaGo ha giocato questa mossa in un'altra posizione, ovvero questa qui. Questa posizione qui in effetti rende molto più sconveniente per bianco giocare nella parte superiore, perché se già qui bianco avrebbe creato delle forme inefficienti, tanto meno qui bianco giocando da queste parti renderebbe ancora più inefficiente la propria posizione e permetterebbe a nero eventualmente di estendersi. Per cui l'unica risposta sensata che può fare bianco in questa posizione è creare un baluardo per far lavorare anche questa sua pietra in questa posizione e cercare di arginare nero. Ecco che nero in questa posizione qui allora ha la possibilità di utilizzare questo pip in questa posizione, che naturalmente bianco è costretto a risolvere in questa posizione qui. Ne consegue allora che nero procede con un keima, bianco si estende per cercare di contrastare l'influenza di nero, nero scende, bianco scende qui e nero con questa estensione chiude il Joseki. Ma cosa possiamo notare? Possiamo notare che tutta l'influenza che aveva fatto bianco è contrastata da questa forma molto interessante di nero, molto sabaki, molto flessibile, che dà assolutamente un'inutilità, rende inutile questo muro di nero. Nero ha anche rubato l'angolo in alto, bianco qui sta cercando un attimino di lenire quello che può fare nero, certo si sta chiudendo un po' di moio qui, però questa zona è ancora molto ampia e ancora è invadibile da nero. Tutto questo sempre si è giocato all'inizio della partita, nelle fasi iniziali della partita. Michael Redmond fa anche l'esempio che se appunto bianco cercasse di premere nero e di tagliarlo in questa posizione qui, sarebbe facilmente catturabile in questa posizione. Bianco è catturato e come potete notare nero avrebbe ormai un'egemonia importantissima sul centro del Goban, in questa zona, insomma avrebbe fatto disastro. Morale della storia: tutto quello che abbiamo visto adesso non si deve fare, per cui suggerisce degli altri Joseki, ne suggerisce almeno 3, questa sera ne vedremo uno. Quello che andremo a vedere allora è il cosiddetto doppio Hané. Il doppio Hané in realtà è un Joseki di invasione di Sansan, ben conosciuto anche prima delle intelligenze artificiali. Risulta una delle soluzioni più intelligenti per poter creare un Joseki che ci permetta
di creare una situazione abbastanza alla pari nell'angolo. Andiamo a vedere come. Quindi dopo l'invasione in Sansan di, in questo caso nero, bianco estende, nero viene qui, bianco fa il primo anè e fino a qui nulla di nuovo, nemmeno qui. Ecco che qui allora bianco invece di estendere va a fare il secondo anè. Con il secondo anè allora nero fa Atari in questa posizione, bianco protegge, Atari di nero, Atari di bianco, nero cattura, bianco si prende l'angolo. Ecco che adesso nero, facendo questa posizione, si crea un'influenza con un occhio praticamente già fatto con questo Ponnuki in questa direzione del Goban. Bianco cattura queste due pietre in angolo e si crea influenza verso questa direzione del Goban e lascia eventualmente anche nero un po' di agi in questo punto, perché in qualsiasi punto della partita, se nero venisse avanti in questa posizione, forzerebbe bianco a fare questa mossa e poi nero qui potrebbe giocarsi questo agi in un certo modo in base a come si sta gestendo la partita. Bene, questo è appunto, alla luce di quanto detto prima, il Joseki importante da ricordarsi e che è molto semplice. Secondo Michael Redmond è uno dei Joseki più semplici che si possono già cominciare a implementare dal 20° fino al 10° Q, insomma, e anche se siete tra il 30 e il 20° va benissimo lo stesso, potrete cominciare a masticare un pochettino questo tipo di Joseki. Ma rivediamolo per ricordarcelo. Quindi invasione del Sansan, nobi di bianco, nobi di nero, primo anè di bianco, nero va su, secondo anè di bianco, Atari, bianco protegge, nero fa Atari, bianco fa Atari, nero cattura, bianco va Atari, nero estende. Ecco, Joseki finisce qui e più avanti faremo altre variazioni. Michael Redmond ha fatto appunto un video dedicato esclusivamente a questo Joseki e un altro famoso che sta girando molto è citato addirittura nel server di OGS nella sezione Joseki. Se provate a fare questo Joseki vedrete che vi mette un link che rimanda a quel video di YouTube che sta spopolando veramente. Ne vede altri due, ma preferisco fermarmi qui perché questo è molto semplice. Diciamo che conviene incamerare prima tutto quello che ci siamo detti nella parte iniziale del video, perché appunto da quel postulato lì, ovvero che il vecchio Joseki è defunto per quei motivi che ci siamo detti, porta quindi a meditare sull'utilizzo di altri Joseki più moderni. Li chiama proprio Modern Joseki. Come ci siamo detti mille volte, il gioco del Go è in continua evoluzione, l'abbiamo visto negli anni 30 con gli Shinfuseki e lo stiamo vedendo oggigiorno, siamo testimoni di un cambio d'era nel mondo del Go dal 2016 con l'avvento delle intelligenze artificiali. Per oggi mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!